Ancora un colpo di mercato per l'Agragas del neotecnico Marco Coppa. L'attaccante ex Catania Gianluca Litteri è pronto infatti a sposare il progetto Agragas. L'ex rossazzurro va a involtire la schiera degli giocatori ex etnei dopo Lama e Morimoto. Catanese purosangue, classe 88, ha giocato in Serie B con Entella, Ternana, Latina, Cittadella, Venezia, Cosenza e in C con la Triestina. La scorsa stagione ha giocato in Serie D con il Catania. Nella sua carriera, su 338 gare disputate, ha segnato 75 reti. Adesso è arrivata l'ufficialità da parte della dirigenza biancazzurra. Ma scendiamo di categoria, vediamo un po' cosa fanno le squadre agrigentine della provincia. Mariano Cordaro ha firmato per l'Aragona, compagine che militerà nel prossimo campionato di prima categoria. Il fantasista palermitano, favarese d'adozione, non ha certo bisogno di grandi presentazioni ed ha accettato senza esitazione questa nuova avventura aragonese. Cordaro ricalca fedelmente il profilo di giocatore di cui abbiamo bisogno per completare il reparto avanzato, ha ribadito il presidente aragonese Monreale. Con lui, al netto di qualche riconferma e anche qualche ritorno, possiamo ritenere conclusa la campagna di rafforzamento. Abbiamo operato sul mercato con lucidità e buonsenso. Riteniamo di consegnare allo staff tecnico un'ottima struttura di squadra secondo gli obiettivi che ci siamo dati.